Meno 5 giorni alla Donata Triveneta degli Alpini qui a Belluno. E qui nella sede della sezione c'è il cuore logistico dell'intero evento. E allora facciamoci raccontare come sta procedendo l'organizzazione di questo evento che culminerà domenica con l'ossillamento in centro a Belluno direttamente dal presidente della sezione Lino De Pra. Presidente, e allora a che punto siamo oggi? Siamo abbastanza a buon punto. Io penso che ormai in questi giorni si concluderà quelle che sono le nostre montaggio, le nostre strutture, per cui diremo che a quel punto là siamo pronti a partire. Ecco, raccontiamo un po' com'è la sezione di Belluno, quanti siete iscritti, le vostre attività? Sì. La sezione Alpini di Belluno nasce il 19 giugno 1921. Oggi la sezione ha 6.050 i soci iscritti, di cui 620 sono i volontari di protezione civile. È una sezione molto attiva, molto disponibile. Abbiamo dei giovani che ci stanno dando una grossa mano con l'attività di protezione civile e anche negli ultimi anni abbiamo fatto notevoli iscrizioni perché proprio rappresentano quello che è lo spirito nostro di alpini e quindi condividono i nostri valori. Voi in questo momento, logisticamente parlando, siete già operativi in Piazza Piloni? Sì, in Piazza Piloni è stata allestita la struttura della ristorazione collettiva. Invece avete anche già aperto sabato una mostra molto importante perché questo vostro evento è legato molto al Vajont. La mostra che è stata fatta a Palazzo Bembo l'abbiamo proprio voluta proprio per completare quello che era il programma che comprende i 60 anni dell'anniversario della disgrazia del Vajont. Volevamo celebrare, ricordare nella conoscenza sia i nostri soccorritori che possono prendere atto di certe immagini che magari loro non hanno mai più visto nel tempo, ma soprattutto la conoscenza per i nostri ragazzi, e di questo abbiamo avuto grosse soddisfazioni perché con la conclusione delle scuole moltissime classi si sono presentati per vedere la mostra. 2 anni di preparazione mi pare. Certo, 2 anni perché noi eravamo pronti per il centenario della sezione del 2021, poi c'è stato quello che c'è stato e quindi abbiamo spostato, diciamo, l'appuntamento al 2023. Ci stiamo lavorando da tanto tempo, pensiamo di aver fatto un programma che soddisfi quello che è tutti gli alpini che arriveranno, tutti gli ospiti, e quindi ci aspettiamo una grossa partecipazione e che sia una festa per tutti.